ora in onda Potere al Popolo. Si torna in diretta da studio, ancora buongiorno da Sammy Varin, in apertura su tutti i siti la bella notizia: Trentini e Burlò arrivati in Italia, felici ma a un prezzo altissimo, il video con le lacrime della madre Armanda e il saluto della Meloni. Prima però una notizia non bella: terremoto, doppia scossa a Forlì e Ravenna, magnitudo tra 4 e 4.5, gente in strada, treni sospesi, scuole evacuate. Questa è l'apertura del sito di Repubblica. Vediamo se anche il Corriere la riprende. No, eccolo qua, un po' più in basso. 2 scosse di terremoto in Romagna, la più forte di magnitudo 4.3, un boato, gente in strada. Una scossa di terremoto seguita da una breve replica è stata distintamente avvertita vicino a Faenza. La gente è scesa in strada spaventata, al momento non si segnalano danni. La nostra mattinata prosegue, tra pochissimo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Avremo la musica indipendente con una canzone intrigante dal titolo Nonostante che tu sia, e saluteremo in diretta Claudia Gervasi. Ma poi dopo le 11.30 un collega di radio e non soltanto, un comunicatore, proprio come lo siamo noi, Fabio Ricci, ci verrà a trovare negli studi di Radio Libertà. Prima però il Qui Parlamento, ci colleghiamo con il parlamentare della Lega, Bergesio. Qui Parlamento. Grazie Presidente. La legge di bilancio in corso è una manovra che vale oltre 22 miliardi di euro ed è soprattutto una legge che fa una scelta netta: governare e non galleggiare. Una scelta che la sinistra contesta, non perché sia sbagliata, ma perché è l'esatto contrario di ciò che loro fanno e hanno fatto quando erano al governo. Tante parole, pochi risultati e nessun coraggio quando c'era da decidere. C'è un dato che certifica la serietà di questa manovra. Alla fine dell'anno l'Italia rientrerà nel parametro europeo del rapporto deficit-PIL al 3%. Questo permetterà al nostro Paese di uscire dalla procedura di infrazione europea per eccessivo indebitamento. È una prova concreta che si può tenere insieme responsabilità sui conti e sostegno alle famiglie e alle imprese. Grazie Ministro Giancarlo Giorgetti. Partiamo dalla sanità, perché qui la differenza tra chi governa e chi critica senza costrutto è evidente. Con questa manovra il Fondo Sanitario Nazionale arriverà a 143 miliardi di euro. È bene ricordarlo, perché la memoria spesso è molto corta. Nel 2022 erano appena 123 miliardi assegnati. Oggi invece parliamo di circa 20 miliardi in più, dopo solo 3 anni, risorse strutturali, non spot. La sanità pubblica non si difende con i post sui social e con le manifestazioni di piazza, si difende mettendo i soldi nei bilanci, investendo su personale, con l'obiettivo di provare finalmente a eliminare le liste di attesa. Lo stesso vale per famiglia e lavoro. Mentre gran parte dell'opposizione si limita a dire dei no a tutto, questa maggioranza conferma e rafforza il taglio del cuneo fiscale, aumentando il salario netto in busta paga. Non parole, ma soldi, euro veri. Sulle imprese la distanza è ancora più netta. Questa manovra sostiene chi investe, innova e produce, difendendo l'industria, l'artigianato, il commercio e l'agricoltura. Bene, in particolare l'intervento del governo sull'iperammortamento. Ascoltate le nostre istanze, si riconosce fino a settembre 2028 il maxi sconto fiscale per l'acquisto di beni strumentali, sostenendo quelli prodotti nell'Unione Europea e permettendo al contempo alle imprese di investire in nuove tecnologie, anche informatiche, per l'automazione dei processi aziendali. È una misura concreta per stare al passo con l'innovazione tecnologica e digitale, con questa non è una promessa da campagna elettorale, è una realtà. Sempre grazie alla Lega è stato soppresso il divieto di compensazione dei crediti d'imposta con i debiti contributivi. Questa era una norma purtroppo sbagliata e pericolosa. Per le imprese agricole la compensazione dei crediti d'imposta con i versamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi è una garanzia vitale di liquidità. Abbiamo rafforzato anche il percorso di semplificazione normativa
sulla tracciabilità dei rifiuti senza indebolire la tutela dell'ambiente. Infatti, grazie a un nostro emendamento, vengono esclusi dal campo di applicazione del rientri gli imprenditori agricoli e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Ed è proprio sull'agricoltura che la Lega ha lasciato un segno concreto e riconoscibile. È stata approvata la norma che estende fino al 2028 la possibilità di usufruire del lavoro occasionale in agricoltura. E non è banale, è una norma di buon senso che dà continuità produttiva e serve anche a contrastare e far emergere il sommerso. Lo stesso emendamento chiarisce e rende più ampio il ricorso ai contratti di rete in agricoltura, specificando che i contraenti possono cedere la propria quota di produzione ad altri nello stesso contratto. Esprimiamo soddisfazione per la lungimiranza che il governo ha dimostrato anche a sostegno dei giovani agricoltori, accogliendo un importante ordine del giorno con cui si impegna a rafforzare gli incentivi al ricambio generazionale a partire dall'esonero contributivo per sostenere gli investimenti. Sul fronte dell'innovazione agricola abbiamo ottenuto un risultato fondamentale. Abbiamo presentato insieme al presidente di commissione Luca De Carlo la proroga al 31 dicembre 2026 per le sperimentazioni in campo aperto delle tecniche di evoluzione assistita. Non solo, l'emendamento approvato prevede anche la protezione dei siti oggetto di sperimentazione, che in passato hanno subito sabotaggi e atti vandalici. Inoltre è previsto un incremento di 1 milione di euro del contributo specifico al CREA per garantire continuità alle attività di ricerca e supporto al settore agricolo e agroalimentare. Lo ricordiamo, ogni qualvolta ne parliamo, le TEA sono decisive per sviluppare piante più resistenti a malattie, a stress climatici, più produttive e più efficienti nell'uso di acqua e fertilizzanti, riducendo costi e impatto ambientale. Ricordo anche l'emendamento a tutela dei birrifici italiani con la riduzione delle accise per un comparto strategico, un settore che vale 10 miliardi di euro. Difendere le produzioni italiane di qualità significa difendere lavoro, imprese e identità. E infine 2 misure che parlano di concretezza e territorio. L'emendamento sul contenzioso delle quote latte che introduce correttivi per dare maggiore flessibilità all'organismo di conciliazione e alle aziende agricole, consentendo di definire le singole annate e l'intera posizione debitoria anche con rateizzazione, con l'obiettivo di chiudere una vicenda trentennale. Abbiamo approvato anche un emendamento che dal punto di vista urbanistico accoglie richieste di tantissimi comuni italiani, consentendo interventi edilizi in prossimità dei perimetri cemiteriali, fino a un minimo di 50 metri di distanza, naturalmente previa delibera del Consiglio comunale e un parere favorevole dell'azienda sanitaria locale competente nel rispetto delle condizioni igieniche sanitarie. Una risposta concreta, soprattutto ai piccoli comuni, per i quali vincoli statali ormai anacronistici bloccavano sviluppo e strumenti urbanistici. E sempre pensando ai giovani è stata approvata una norma importantissima, fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini, a favore di giovani coppie, genitori separati e persone anziane, con l'obiettivo di garantire loro alloggi a prezzi accessibili e dunque un futuro. Anche in questo caso, non parole ma fatti, si rende finalmente operativo un modello di housing assolutamente innovativo che punta a restituire centralità alle persone e a promuovere una reale autonomia abitativa con risorse vere. C'è poi un tema che riguarda libertà e pluralismo, l'informazione di prossimità. Grazie a un subemendamento riformulato dal Ministero dell'Economia è stato scongiurato il taglio dei fondi destinati alle TV locali. Le TV, le radio locali, l'editoria sono un presidio insostituibile, soprattutto nelle aree interne nei piccoli comuni. Spesso sono l'unico punto di riferimento informativo. Difenderle significa difendere il diritto dei cittadini a un'informazione libera, pluralista e radicata nei territori. L'intervento assicura maggiore stabilità in futuro a un comparto già colpito dai costi della transizione tecnologica e dalle difficoltà del mercato pubblicitario. E a proposito dei tanti sì che sono arrivati con questa finanziaria, vorrei citarne uno importante che accadrà il 30 dicembre prossimo. Infatti aprirà definitivamente l'autostrada 33
Asti-Cuneo, che collegherà la provincia di Cuneo al resto del paese. Dopo la riapertura del Colle di Tenda, sempre in provincia Granda, ma in Piemonte, dopo 5 anni di chiusura, questa è un'altra bellissima notizia per tutti i piemontesi e non solo. Io voglio ringraziare il Vice Premier Matteo Salvini e Ministro delle Infrastrutture, insieme al Vice Ministro Rixi, per l'impegno profuso in questi 3 anni, in scelte che permettono finalmente alla nostra terra di uscire dall'isolamento in cui siamo stati condannati per troppi anni. Guardate, questa è la differenza tra chi governa e chi protesta. Questa legge di bilancio non promette miracoli, ma fa una cosa più seria. Affronta i problemi reali del paese e mette in sicurezza il futuro. Ringrazio pertanto il ministro Giancarlo Giorgetti per il suo impegno, il sottosegretario Federico Freni, la Ragioneria Generale dello Stato, il presidente Calandrini e il consigliere Zito per il loro impegno in questi giorni così importanti. Ne approfitto infine per augurare a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Qui Parlamento. E dentro le tue mani rimane un battito di me, nascosto tra le dita e scivolato via da te. E un muro il tuo silenzio che fa crollare solo me. E inevitabilmente è tutto inverosimile. E ritornerai da me nello stesso posto dove stai lasciando che lasciami dormire adesso, non ne posso più. Discussioni senza senso e tu fingi di ascoltare, ma lo so che non ci sei. Sei l'essenza dell'assenza ormai. Ritrovarsi in 1000 pezzi persi dentro l'anima. Sto cercando me, sto cercando te, nonostante che tu sia tornato a vivere con lei. Io spero ancora che ci sei. Di sicuro sbaglio io, che non so perdere, lo sai, e preferisco dirti che non andrò mai via. Niente come sembra, sai, me l'hai insegnato tu. Un'illusione che non mi va giù. Siamo dentro una prigione senza porte noi, un labirinto senza uscita ormai. Tutto sembra così strano che sembra impossibile. Che ho perduto me, che ho perduto te, nonostante che tu sia tornato a vivere con lei. Io spero ancora che ci sei. Di sicuro sbaglio io, che non so perdere, lo sai, e preferisco dirti che non andrò via. Ritroveremo quello che sarà sospeso in mezzo a un sogno perduto nel tempo. Non andar via, c'è ancora un posto qui per noi, perché lo sai si può cadere in amore così. Nonostante che tu sia tornato a vivere con lei, io spero ancora che ci sei. Di sicuro sbagli tu, che non sai perdere, lo sai,
sembra, sai, me l'hai insegnato tu, ma nonostante tutto siamo qui. È una situazione che secondo me è capitata anche a voi, e chi ci sta guardando in radiovisione può sbirciare il video di questo pezzo che si chiama Nonostante che tu sia, ed è interpretato da Claudia Gervasi, che abbiamo con noi. Ciao Claudia, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Insomma, guardando questo bel video è intrigante. Forse sarà anche per questo, Claudia, che 75.000 visualizzazioni in un mese sono tante. Come hai attirato l'attenzione? Cantando che cosa? Perché qui ci sono vari ingredienti e ce n'è anche qualcuno un po', non dico proibito, perché ormai nulla è più proibito. Di cosa parli in questa canzone? Allora, questa canzone, secondo me, in questa canzone si possono rivedere tantissime persone e in tantissime situazioni diverse, nel senso che può essere una situazione che parla di un momento di crisi tra marito e moglie e quindi che i due si ritrovano, e anche una situazione tra amanti. C'è due persone che si innamorano, però non hanno il coraggio di scegliersi perché c'è la responsabilità, il fatto di avere una famiglia, il fatto di non mollare tutto per la famiglia, però poi alla fine la dimostrazione è quella che l'amore vince su tutto, perché tutto può succedere nella vita, ci si può innamorare anche di altre persone, però bisogna avere il coraggio di dirlo e di cambiare la propria vita. Brava. Il messaggio è così. Questa è la cosa importante, avere coraggio a un certo punto di dire, insomma, siamo uomini, siamo umani, si può sbagliare, si può cambiare idea, e possono accadere tante cose nella vita, e l'importante è rimanere sempre con i piedi per terra, prendere una decisione, non fare soffrire e, aggiungo io naturalmente, non usare mai nessun tipo di violenza, ecco, quella fisica prima di tutto, ma anche quella psicologica, e questa è la cosa che andrebbe evitata cercando di maturare, e non è così facile. Chiaro che con questo pezzo ci fai pensare, ecco. Io vi invito, ascoltatori, se avete sotto mano un computer o un telefonino, nonostante che tu sia Claudia Gervasi, vi assicuro che ne vale la pena vedere questo video, perché è un qualche cosa che, ne sono certo, se non avete 14 anni vi è capitata in qualche modo la situazione, e chiaramente ti è capitato anche a te, Claudia? Allora, a me non è capitato, nel senso, sinceramente non è capitato, però ci sono anche dei momenti di crisi anche nella vita matrimoniale di tutti i giorni, e magari puoi sentire il partner lontano e magari pensare dentro di te che abbia rivolto il suo sguardo verso qualcun'altra. Quindi il fatto di dire, nonostante tutto quello che è successo, ritorniamo insieme, perché quello che c'è stato tra di noi ci potrà essere ancora, quindi ripartiamo. Ecco perché dico, ci sono tante sfaccettature, però fare sempre tutto alla luce del sole, perché al di là della scelta o della consapevolezza che ci può essere in una relazione, l'importante, come dicevi tu, è non fare male. Quindi dove ci sono bugie, dove ci sono manipolazioni, si fa sicuramente del male, quello non va bene. Quindi l'amore vince su tutto, e l'amore deve appunto dare il coraggio di dire sempre la verità, perché anche una brutta verità può creare comunque dei rapporti nel futuro belli con le persone. Vero. Sono parole sante che mi piacciono. Dopo una rassegna stampa, io conduco la mattina presto leggendo tutti i quotidiani, eccetera. Ti puoi immaginare che cosa non ho trovato anche quest'oggi. È sempre difficile strappare una meditazione più profonda di quelle lerce della nostra cronaca, e questa è una meditazione un po' più alta, perché molte volte, lo diciamo col cuore in mano, anche noi mariti, noi fidanzati, noi uomini abbiamo tanti impegni lavorativi a destra e a sinistra, e a volte non stiamo vicini alla nostra partner, alla nostra moglie, e come dovremmo, non partecipiamo alla vita familiare come dovremmo, e sai, queste sono cose che esulano naturalmente da ogni tipo di tradimento,
ma sono un piccolo tradimento di quella che è la promessa d'amore che abbiamo fatto al nostro lui o alla nostra lei. E quindi fa meditare. Il tuo pezzo, nonostante che tu sia, cara Claudia, secondo me ha toccato il cuore, l'anima e tante altre situazioni di parecchia gente, viste poi appunto le visualizzazioni. E per il resto, Claudia, cosa bolle in pentola? Chi non ti conosce, che cosa li vuoi mettere sul tavolino per conoscerti meglio? Allora, intanto sto lavorando per un altro brano molto bello che mi piace da morire e autobiografico, quindi inizierò a parlare un pochino più di me, perché finora le mie canzoni, allora io ho sempre voluto dare dei messaggi importanti con le mie canzoni e ho fatto una canzone sul sociale che mi piace tantissima, che ho fatto con questi ragazzi con disabilità, che si chiama Come gli angeli, quindi una cosa sul sociale. Ho fatto una canzone che riguarda la forza della donna e mi piace molto confrontarmi con il mondo, perché in ogni canzone le persone devono trovare le proprie risposte, il proprio rifugio e capire che non sono sole, perché noi non siamo soli e la condivisione è troppo importante. Il meglio della musica secondo me non c'è altra arma, perché la musica arriva comunque a tutti. Sì. E quindi ho scritto questa canzone autobiografica mettendomi un pochino più a nudo questa volta. Continuo sempre a studiare e ad essere sostenuta dal maestro Enzo Campagnoli, che per me è fondamentale, e c'è stato un maestro di vita, di musica eccezionale per me, e quindi sto studiando e producendo in questo momento. E noi ti seguiamo da quest'oggi, signore e signori. Claudia Gervasi, facilmente recuperabile su Facebook, su YouTube, ma soprattutto su Instagram, immagino. Sì, su tutte le piattaforme digitali, sì. Ci sta, avete scoperto una nuova artista che trasmette anche messaggi, qualcosa di più delle schifezze che siamo obbligati a sentire sulle solite radio? Bene, anche perché Claudia pensa noi mandiamo soltanto in onda artisti indipendenti, artisti che hanno una carica a volte emotiva, ma anche sociale, come dicevi tu, molto forte, ma che non sempre arrivano alla ribalta delle grosse e grasse radio, perché sai, loro hanno i contratti e quindi sono obbligati a trasmettere. Gli stessi colleghi miei ogni tanto mi dicono: mamma Sammy, mando in onda di quelle schifezze, ma d'altronde pagano, sono artisti che pagano nel senso proprio fisico e gli ascoltatori devono impararle a memoria. Claudia, grazie davvero. Io sono contenta di questa possibilità che mi avete dato, perché siamo comunque tutti collegati e tutto serve, tutto arriva, quindi io mi sento già veramente molto orgogliosa e grata di tutto quello che l'universo mi ha mandato finora. Quindi grazie a voi. Ma questo è solo l'inizio. Alla prossima. Ciao. Grazie, Claudia Gervasi. Grazie. A presto. Buona giornata. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma guarda che interessante questa qua, è interessante questa artista. Appuntamenti da non scordare, ce n'è uno in corso, CQ, se ci ascoltate in diretta oggi martedì 13 gennaio, è in corso alla Sala Koch di Palazzo Madama un bell'appuntamento che parla di turismo, si chiama Visione Turismo, politiche, territori, competenze, futuro, una giornata di confronto sulle strategie e sulle sfide del sistema turistico italiano. E meno male, ragazzi, perché è una delle cose più potenti che abbiamo, il turismo, e molto spesso non lo sfruttiamo. Ha parlato Gianmarco Centinaio, Armando Siri, ma poi arriva Daniela Santanchè e lo stesso Matteo Salvini, ma è una cosa che è cominciata questa mattina alle 10 e proseguirà fino al pomeriggio. Quindi se volete un consiglio andate sul sito della Lega, Lega Salvini Premier, o andate sulla Lega parlamentare, quindi gruppo Lega al Senato, e potete seguirlo in diretta, ma tranquilli, visto che state ascoltando una radio molto ben collegata al Parlamento, avremo modo di parlarne nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Venerdì 16 gennaio, se mi seguite da Milano, l'appuntamento è con arriva
Armando Siri presenta il suo libro Vocabolario dei tempi nuovi. Venerdì 16 gennaio alle ore 18 Armando Siri al Centro Internazionale di Brera, il CIB di via Formentini numero 10, e sono sicuro che sarete in molti a fare un girettino da quelle parti. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate facilmente sul sito legaonline.it, dove trovate tutti gli eventi, soprattutto quelli televisivi, ma a questo evento dovete andarci di persona se siete in zona. 30 gennaio, segnate in agenda, Trieste, stazione marittima, Molo Bersaglieri 3. Come l'Islam vuole conquistarci. Radicalismo in Italia e in Europa. 30 gennaio, ore 18:30, Trieste, Patriots for Europe, il gruppo della Lega al Parlamento europeo, arrivano le nostre europarlamentari. Anna Cisint, Silvia Sardone, Susanna Ceccardi, un appuntamento moderato da Roberto Poletti, che tra parentesi è stato direttore di Radio Padania Libera. 30 gennaio, ore 18:30, stazione marittima di Trieste. Avremo modo di riparlarne, una cosa bella bella che non potevo non dirvi, ma anche questa è bella bella. 23, 24, 25 gennaio, la nostra forza sono i territori, signori. La Lega ricomincia dal territorio, e qualcuno che ha abbandonato lo spadone e ha deciso di farsi le leghe ricominciando da zero dirà: ah, però avevo ragione io? No, non avevi ragione, visto che sei uscito dalla Lega e adesso sei lì a passare il tuo tempo parlando con 3 persone. Cerchiamo di rifondarla al meglio, la Lega, quella dei territori, quella che parla le lingue, i dialetti, quella appunto che difende i territori, le tradizioni. Se in questi anni ci siamo girati un po' troppo verso il resto dell'Italia, e abbiamo fatto bene, non dimentichiamo i territori. E allora ascoltiamo le vostre proposte in molti eventi che partono proprio il 23, 24, 25 di gennaio da Rivisondoli e da Roccaraso. Siamo in Abruzzo. L'Italia che crea, che inventa, che produce non si ferma mai. 3 giorni di confronti e di dibattiti insieme a Matteo Salvini e agli amministratori e dirigenti della Lega. Bellissima idea che proseguirà poi naturalmente con molti altri appuntamenti. Questo si trova in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Mi fermo, c'è la pausa, signore e signori, poi una canzone assolutamente fuori di testa, ma no, ma lui è così normale. Ivan Cattaneo arriva tra pochissimo, la sua nuovissima Sappho, Love. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.it.
www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Avete ascoltato Potere al Popolo. Tu sei la donna che non preferisce lui, tu splendida creatura che ama solo lei, ma so desiderarti, amarti, amorto mio, ti invidio, tu hai più palle che non abbia io. You sugar for love, you sugar love, sugar for love, oh, oh. You sugar for love, you sugar love, sugar for love, dedicata a tutte quelle come voi, con voi l'amor trionfa e più a lungo resta, voi tutte in un meraviglioso mondo lesbo, che io mia colpa ancora proprio non conosco. You sugar for love, you for love, sugar for love, oh, oh. Sugar for love, it's up for love, sugar for love, ti muovi come una cerbiatta in un giardino, ignorando il maschio stronzo e a volte il tuo assassino. Scritta una sensuale da non giudicare, ammazzone moderno che vorrei io imitare. Oh, you sugar for love, you sugar love, sugar for love, oh, oh. Sugar for love, it's up for love, sugar love, oh love, oh you, sugar for love, you sugar love, sugar for love, oh, oh. Sugar for love, you sugar love, sugar for love. Assolutamente è sacro per me. Ivan Cattaneo, non me ne frega niente dei suoi gusti sessuali, non me ne frega niente se questa canzone si intitola Sappho Love, me la sono ballata per celebrare i suoi 50 anni di carriera, 50 anni di Ivan Cattaneo. Questo è un progetto monumentale, da pazzi, come è pazzo lui, che prevede un libro esclusivo, 4 CD, un DVD, unendo musica, parole e immagini. Grande Ivan Cattaneo, e ribadisco e discoriba, un tempo veramente non ce ne fotteva assolutamente nulla che uno fosse gay, lesbico o che avesse tutte le sue tendenze, l'importante è che facesse spettacolo, che cantasse bene, e non lo si cercava di imporre solo perché aveva quel, chiamiamolo, vizietto. Perché sta facendo cenno a Tiedi? La penso come te. Mi piace. Quando mi danno ragione, guarda, neanche mia moglie lo fa più, e quindi è bellissimo avere un collega che poi si chiama Fabio Ricci, che mi dà ragione. Ciao! Che piacere, che poi possiamo dire una piccola cosa. Io ho chiamato lui per invitarlo a venire da me alle interviste sul divano, e lui mi ha detto: ma no, vieni prima te. Siamo anche qua vicino a 2 passi. Ma è bello, vedi, io c'ho qua il microfono pronto, eccetera, sono in diretta, c'avevo un buco vuoto. Però mi hai detto che c'erano le ballerine, io
non le vedo. Dopo ti mette Francesco, dopo Non è mette, lui la mette la ballerina, gonna, vero? mette la Ah, gonna, è lui, lo fa ma solo per pochi intimi la mattina, Si quando diceva siamo in donna pochi. barbuta, ma sì, in realtà no. No, ormai siamo pronti a tutto. No, la realtà è che cosa hai da dire? Una volta era una donna. Non so, ma cosa c'è di strano? Ho mandato Adesso è Sappho Love Vabbè, di Ivan certo. Cattaneo. Intanto scusa. c'ero alla presentazione che ha fatto, Sì? sai che io più o meno, se È posso andato vado. alla presentazione Ero alla di Ivan presentazione di Ivan Cattaneo. Cattaneo e c'ero. Sì, è sempre un pazzo. Ha fatto la sua solita performance, per lui alla fine è un performer, non è tanto Sì. un cantante, fa tutte queste cose un po' particolari. Pensa che l'ho visto una ventina d'anni fa, come si chiamava quella discoteca abbastanza particolare di Milano? Forse le Cinema, non mi ricordo, dove presentò questo disco tutto elettropop che non esisteva 20 anni fa, Sì. tutto particolare, con tipo Pink Floyd, con una specie di piramide che girava Sì. le luci. Lui a livello pensiero è sempre avanti. Certo. Poi è un tipo particolare. Poi è un bisogna fenomeno. bisogna Non ti stargli dico- dietro, non ti non è dico facile. cosa ne ha sparate. Sì, Non ti dico perché contro chi? contro tutti e tutto, cioè proprio veramente politicamente scorretto, che io adoro. Ci piace, Che lo io amiamo, adoro. signori, ed è il motivo anche per cui esiste questa radio. Come si chiama questa radio? Libertà. E allora, ragazzi, possiamo dire tutto. Voi, ascoltatori, dite tutto. E anzi, prima di tutto ringraziamo quelli che ci stanno scrivendo. Guarda qui quanti WhatsApp Quella. arrivati negli ultimi minuti. Brutto scemo di un Sammy Varin che non li legge. No, tra poco li leggo, anzi mi faccio aiutare dal Fabio Ricci, che è un comunicatore come me. Sì, Questo- bisogna dire, veramente, quando mi chiedono che lavoro fai? Ecco, Adesso dirò un comunicatore. Anche mio padre ancora me lo chiede, dici quando è che fai un lavoro? Allora, dal 1987 tu segui la musica, esatto. ma fai radio, fai Allora, tutto. radio in questo momento, questa è L'hai- radio che sto facendo perché per il momento è sospesa. L'hai fatta Sì, tanto. sì. Ho dalle piccole radio Onda Z, Radio Lodi, Radio Time a Piacenza, poi sono passato a Radio Z Disco Radio, poi a Radio Sorriso, che in effetti è questa radio per certi aspetti, perché la frequenza La famosa frequenza in Lombardia 91.100. 91.100 era a Melz, Radio Sorriso. La mattina avevo il programma registrato, mi alzo, accendo e ho sentito che c'era su in onda Bossi. Ho detto, ma guardate che è successo? E il direttore mi disse, il beh. grande Semprini, mi disse, ieri l'hanno venduta. Ma come l'hanno venduta? Lo salutiamo, Alex Ciao, Semprini. Nei tanti giochi di frequenze, sì, eravamo passati anche lì, ma poi siamo passati a miglior vita, Esatto. perché adesso siamo sul DAB, abbiamo Esatto. abbandonato l'FM. E quindi, signori, il bello della radio è che non muore mai. Cioè, ce ne fanno speriamo. di tutti i colori. ma... Però hanno sterminato le radio piccole e questa, avendo un certo tipo di conduzione, per fortuna assolutamente sopravvive, perché tutte le radio medie, piccole, regionali sono state praticamente sterminate. Sorridiamo per Senti, la foto. ma perché? Ma perché questa cosa? Perché, sai, parlare di territorio, parlare dei problemi e della gente è il motivo di esistenza anche certo, di una il radio. macellaio che faceva pubblicità su Via Radio, su Radio Sorriso, su Radio Onda Z, oggi non può avere accesso a RTL o a Radio DJ, perché non se lo può permettere. E non solo, non gliela passerebbero, cioè loro vogliono solo pubblicità fighetta. Al di là di quello- Nazionale, certo, quello che certo. è quello che costa. A parte che io dico sempre come scusante, ma ormai tutto si può spedire, signori, quindi Sì, qualunque certo. azienda tranquillamente, vuoi un salame appena fatto dal macellaio, te lo può spedire, Esatto, quindi e soprattutto ci sta. soprattutto per le eccellenze famose. cavolo, C'è cavolo. il caseificio a Caserta che fa delle mozzarelle che tutte le volte che si passa lì si va a comprare, perché non me la può spedire? Certo che me la può spedire, quei corrieri arrivano in un giorno. Però non lo venite a Come fa? sapere perché non fa pubblicità sulla radio, Si che può siete fare obbligati ad ascoltare, perché non qualcosina potete lì. non sentire RTL. Certo. Cosa fate? Non la Ma sentite? vivo senza sentire. Ti vedo anche, sei sempre bello, giovane. Anche sano, tutto sommato Sano, sano. ma è stupendo. Ho anche degli amici che trasmettono là, per carità. Minimo, Niente però, da dire. però anche quelli, dicevo prima, anche quelli che salutiamo, perché il bello di questa radio che è ascoltata anche da molti colleghi
a volte anche un po' invidiosi, perché qui siamo Si può dire liberi. quello che si vuole. E molti mi dicono: se sapessi che schifezze che sono obbligato a trasmettere, che pezzi di M proprio dal punto di vista Che pezzi di musicale, musica. che sono obbligato a trasmettere, e d'altronde sono quelli che pagano in Esatto. contratti, in scambi di pubblicità, in importanti cose, insomma, che noi neanche immaginiamo e che voi Ma poi un dovete pochino, comprare. un pochino sospettiamo. Tipo, come mai passano tanto questa canzone? Ah, guarda, ce l'hanno loro in edizione. Sono loro gli editori, strano. Cortocircuito. Sì. Senti, e dove ci vuoi portare? Prima di tutto, adesso cosa stai facendo? Perché hai fatto tanta radio, non soltanto quella, hai seguito tanto la musica, gli eventi. Sei un comunicatore, ecco, a 360 gradi. Assolutamente. Allora, adesso ho il mio format, le interviste sul divano, dove verrai prestissimo. Ci voglio che venire, registro veramente a casa mia su YouTube, mi sta dando delle belle soddisfazioni, anche se a volte fai 40 visualizzazioni, a volte 400.000 e non sempre il personaggio lo giustifica. Io poi faccio soprattutto per musica, attori e scrittori, cerco di scovare esordienti, gente che ha qualcosa da dire, un po' meno di cassetta, non che se mi arriva, mi hanno detto viene a interessare Pat Metini, corro, corro, non è che ho detto strisci, non è che ho detto no, perché una singola con Pat Metini, no, sai, io da chitarrista uno come Pat Metini, sai come, no, sono corso chiaramente. Bravo. Però io cerco di trovare qualcuno che ha qualcosa da dire, che non necessariamente la pensi come me. Questo non è importante, è importante che abbia qualcosa da dire, che mi faccia piace qualcosa, valore. Lo amiamo, signori, cioè Fabio Ricci sta dicendo le stesse cose che vi dico io tutti i giorni, signori. È per quello che ti voglio bene. Vi faccio parlare qualunque cosa abbiate da dire, l'importante è che abbiate ancora qualcosa da dire, perché troppo spesso oggi si ha paura a parlare. E con educazione. Con educazione possibilmente, certo, senza dire troppe parolacce, qualcuno ogni tanto può scappare, ma non siamo i cruciani della situazione, dai, lascia stare. Non è il modello di radio che mi piace. Salutiamo anche lui, che ha imparato tanto, posso dire di avergli insegnato io a fare radio, perché ho cominciato che lui aveva i pantaloncini molto corti, o forse neanche quelli, e poi ascoltando Radio Padania Libera ha imparato a fare un certo tipo di radio, e da lì poi, insomma, si sa, andando nella radio di quelli che hanno i soldi, Confindustria, è più facile. È tutto molto più facile. È molto facile. Noi siamo quelli con le pezzi al culo, ma nonostante questo si va avanti, si fa comunicazione e soprattutto, signori, parliamo e ascoltiamo. E allora, visto che c'è il Fabio Ricci, Fabio, approfittando, e tutto tra un messaggio e l'altro ti faccio parlare, perché abbiamo qui chissà quante cose da sentire. Ti faccio sentire qualche voce dei nostri ascoltatori sul cursore. Francesco, sentiamo cosa ha da dire questo. Buongiorno agli ascoltatori, sono Albino. Allora, militare in strada, sì, vabbè, è un deterrente fino a un certo punto, fino a che qualche disgraziato non capisce che non possono fare nulla nei confronti di chi delinque. Onde per cui teniamoceli buoni, tanto va bene così. Ok. La cosa che mi fa così sorridere, ma benevolmente, sono questi ragazzi albanesi che tu li vedi sul web, che dicono: Maranza, attenzione, perché visto che in Italia non sono in grado di mandarvi al diavolo, detto in parole molto molto educate, a quel punto ci pensiamo noi. Quindi per noi siamo italiani, ci sentiamo italiani, amiamo l'Italia, ma gli albanesi, ma gli italiani dove cacchio sono? Ma dove cavolo sono? Non ci sono più. Ma vadano a farsi comprare un carciofo cinese, dai, va bene così. Ciao. Compriamoci anche il carciofo cinese, però sì, è una roba un po' pazzesca, signori. Ci dobbiamo fare aiutare dagli albanesi a cacciare i maranza, che poi ai nostri tempi si chiamavano tamarri. Esatto, ma sono una cosa diversa. Che non erano neanche così cattivi. I maranza i nostri maranza era il tamarrone che arrivava con la 131 Abarth, col coso, con la musica alta. Adesso sono bande delinquenziali. C'è una grossa differenza. Io, tra l'altro, insegnando in un istituto professionale, ho una lente di ingrandimento sui giovani. Tra l'altro il 90% sono stranieri, e degli stranieri tantissimi sono nati qua e quindi sono equiparabili, ragionano da italiani, parlano da italiani, qualcuno lo è, qualcuno no.
però gli italiani ne sono pochi. Qua ragazzi dobbiamo fare più figli, È per quello che volevo le ballerine. No, sono troppo vecchio. Senti, ma come si diventa Maranza secondo te? Cosa Diseducazione. C'entra la famiglia, perché troppo spesso parliamo anche della responsabilità della famiglia. A proposito, non sono più aggiornato. Tu hai una moglie, dei figli? No, io ho una santa fidanzata da 13 anni e un figlio che ne ha 26, che grazie al cielo, con tutti i difetti che posso trovare la mia ex moglie, devo dire come mamma è stata brava. L'hai tirato su bene, bravo, sì, che bello. Io ho fatto il papà separato quasi da subito, perché nato lui dopo un annetto ho capito che proprio non ce n'era, e se ne dico una, ti faccio ridere. Trasmettevo a quell'epoca, non mi ricordo in che radio, lei ascoltava Sammy Varin e mi diceva: ma non tu Sammy è più simpatico? Sicuro? Eccoli, sono stato la causa di... Io non sono invidioso, ho detto per carità, però dico che vabbè, Sammy è simpatico, lei ti ascoltava prima di conoscere me, per carità. Allora va bene. Poi scrivevo su un giornale e lei non mi leggeva. Andavo a suonare e lei finiva. Sai che comunque succede anche a me con mia moglie. Mia moglie mi sente una volta al mese, sì, forse. ma quella neanche. Comunque dicevo, mio figlio ha 26 anni, abita in provincia di Cremona, c'ha la fidanzata, lavorano tutti e due, stanno pensando di comprare casa, sono due ragazzi sani. Sani di valori, siamo stati fortunati sia noi che l'altra famiglia. E con i Maranza dove sbagliamo? Dove stiamo sbagliando? Allora, il problema sono i genitori di Maranza, che sono queste nuove generazioni di genitori sono molto ineducate, sia a livello di valori, non dico la cultura generale, che per carità, ma proprio a livello di cultura banale. Tu vai per strada, ti rendi conto che domina l'arroganza. Io ho la macchina più grossa, non mi interessa, esco dallo stop perché io posso. Io ho l'autobus e se tu stai attraversando le strisce pedonali, chi se ne frega? Tu sei in bicicletta e io ho il pullman. Non ti do la precedenza anche se ce l'hai. E questo è, io credo che la vediamo questa cosa per strada, no? Questo io. E sai, il problema che mi fa più paura, perché qui si fa anche tanta politica, è che questa cosa la vediamo anche a livello geopolitico mondiale. Cioè, noi siamo grandi ammiratori di Trump, il dio Trump, e viva Trump. Poi ci sono anche molti che chiamano Putin, ma tra parentesi. Ma si può non amare nessuno dei due, perché io non riesco, faccio veramente fatica. È vero, il problema è che questi ormai stanno facendo il cacchio che vogliono, esatto. Cioè io voglio comprarmi la Groenlandia. I bambini giocavano a risico. Tiri i dadi, vinto. È cambiato completamente il modo di ragionare. C'è un tempo c'era la diplomazia, facevano anche dei giri di parole per dire determinate cose. Adesso lo si dice, si attacca. A volte si fa il gioco sporco, abbiamo visto Israele, insomma, alla fine un po' di terroristi se li è tolti dalle scatole, ce li ha tolti dalle scatole, ma ammazzando non so quanto poverini. E la stessa cosa. Si fa veramente fatica a capire se il cerotto, se la medicazione è peggio del taglio. Si fa veramente fatica, ma non parlo di Israele, parlo in generale. Io proprio stamattina ho pubblicato sui social un ragionamento su quante guerre ci sono attive. Guerre tra nazioni 7-8, conflitti interni con bande, con cose, con islamici, sono 60. 60, cioè Sammy, tutta roba 60 più 8, 68 guerre. Praticamente ho fatto fare a ChatGPT, in base a questi dati, una cartina del mondo, metà mondo in guerra. E il problema nostro è che ce le dimentichiamo, queste guerre peggiorano sempre di più. L'esempio stupido, ma mica tanto stupido, è stato proprio il conflitto israeliano-palestinese, cioè alla fine quanti anni, ma io facevo i notiziari a Radio Italia anni 60 e a un certo punto, ve lo dico da giornalista, non cacciatemi dall'ordine, o forse sì, cacciatemi, così risparmi soldi. Non le leggevo più neanche, perché ogni giorno c'era la notizia del ragazzino che era stato ucciso dal militare israeliano perché gli tirava i sassi. Sì, l'intifada. Famosa intifada. E basta, non facevano più neanche notizia queste cose, perché non gliene fregava più niente a nessuno. Troppo cinici. Ci siamo girati dall'altra parte per 20 anni e poi è successo qualche cosa. E questo si sta ripetendo in varie zone del mondo.
Che fare? Non lo so, noi vi mettiamo sul tavolo le cose, ragazzi, e poi vedete Fabio Ricci è molto più bravo di me, e ha più esperienza e più cattiveria. Mandare un po' di militari in giro per il mondo non serve a niente, devono difendere i nostri confini, respingere i clandestini, difenderci dai delinquenti, però devono essere liberi di sparare quando è necessario, scrive Antonia. Parlavamo oggi del cortocircuito all'interno del centrodestra, la Lega vorrebbe più militari in strada e invece gli altri alleati dicono sì, vogliamo più militari, ma li mandiamo a fare la guerra. E il problema è che questi militari in strada non hanno regole di ingaggio, nel senso che non possono fare niente, possono fare deterrenza. Addestrati per... La deterrenza la fanno perché cosa. Comunque secondo me certo, vedi una camionetta anche qua fuori, vedi una camionetta fa una certa impressione, certo. E magari io non dico che stanno antipatici i carabinieri o la polizia, ci mancherebbe, noi li amiamo, però l'effetto è diverso. Carabinieri tu pensi uno che ti dà la multa, uno che il militare è un qualcosa di più. Però c'è da lavorarci, in questo caso c'è da metterci d'accordo, perché sta peggiorando sempre più la situazione sicurezza e con un governo di centrodestra questa cosa non te l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo. Una cosa che pochi hanno chiara, quando vedono le missioni all'estero dei nostri militari, so per certo perché ne feci un'inchiesta giornalistica qualche anno fa, che non è che sono là ad aiutare solo la gente, anche, soprattutto noi italiani, ci siamo sempre un po' distinti in questa cosa. In realtà sono dove c'è una raffineria dell'Eni, dove c'è una cooperazione internazionale con le multinazionali italiane che devono costruire. Non è che sono là chissà perché, quindi sono là a difendere gli interessi italiani. Comunque, vedi allora che dai ragione a Trump che fa tutte queste cose alla fine pensando agli interessi americani. Noi siamo un po' più gentili, siamo un po' meno bombardatori e soprattutto quando sparano andiamo nel bunker, ci nascondiamo, oh, mamma mia stanno sparando, mamma mia, dopo vai a piangere, dice ma perché l'israeliano ci ha attaccato eccetera. C'è un messaggio audio, fammelo sentire, vediamo che dice questo. Ciao Sammy Pietro. Oui. Allora si parla di sicurezza, destra, sinistra, le leggi, si fanno le leggi ma sono leggine perché alla fine non cambia niente. Se si vuole dare proprio un cambiamento forte, secondo me bisognerebbe far scrivere le leggi al generale Vannacci. Eccolo lì, anche perché molte di queste leggi poi vengono interpretate da certi giudici o magistrati, ma se non riusciamo ad avere... Allora, il calcio è uno sport famoso perché ha pochissime regole, mi sembra 20, una roba del genere. Le hanno complicate. Siamo arrivati a un punto che gli stessi falli, le stesse azioni vengono interpretate dall'arbitro e dal VAR. Se tu vedi la domenica dopo, ma domenica scorsa ha detto di no, adesso è sì, poi no, poi sì. E questo è al di là del fatto... questo parallelo, cioè non riusciamo davvero, neanche nel calcio, riusciamo ad avere una uniformità di giudizio. Ragazzo, come si chiamava? Pietro, no? Come si chiamava? Sì, Pietro da Berga. Santa polenta. Cioè proprio è avere una dolcissima ingenuità pensare che si riesca. Io sono molto pessimista, ho molto paura che sia difficile. Ma noi ci crediamo, signori, e vi diamo appuntamento ogni mattina alle 7:30 con la rassegna stampa di Radio Libertà condotta dal sottoscritto. E senti, una battuta su Sanremo, ormai ci siamo quasi, noi chiaramente facciamo finta di niente perché ci occupiamo di musica indipendente, di piccole autoproduzioni, di artisti sconosciuti. Ti girerò un po' vengo tutti da me, poi te li passo. Assolutamente, quando siete passati dal divano di Fabio Ricci, venite da me, non ho divani, però c'ho sedie. Allora, disastro Sanremo per me, per quanto mi riguarda, nel senso che già non mi entusiasmava il cast, anche se poi degli sconosciuti che passano per big, poi magari ti sorprendono, arriva quello che non ti aspettavi e dici porca miseria, invece non è male, un mondo, però mediamente io che più o meno faccio di mestiere da 40 anni, rimango lì, guardo l'elenco, ma chi cacchio è questo qua? Ma chi l'ha mai sentito? E adesso l'hanno ammazzato, hanno messo la Pausini che farà i suoi 20 minuti di cantato tutte le sere, quindi vediamo i concerti della Pausini, perché ha bisogno di tirare un po' su, perché deve vendere le date, perché i dischi non vendono più come una volta, ci hanno piazzato la Pausini.
Laura è anche un'amica, per carità, inizio carriera è amatissima. Io ho ascoltatrici che sbavano sentendo parlare della Pausini, è una nostra eroina, perché comunque l'abbiamo conosciuta giovane. 5 serate ogni sera con la Pausini. E viene e canta. E viene e canta, e viene e canta. Ci sono 40 o 50 ragazzi che devono cantare e suonare la sera, quindi alle 4 di mattina saremo ancora lì a vedere, e lei alle 9 nel prime time avrà cantato. Deve cantare a quell'ora, se no che Pausini è. Senti, ma allora vince Masini con Fedez, no? Sembra quello che attira di più. Sai che, adesso oramai nei casi discografici non si va praticamente più, ma quando si andava nei casi discografici facevi gli ascolti, tu facevi una domanda e dicevi: ma secondo te chi? Ah no, quest'anno non si sa niente prima, però secondo me vince Gigio, e guarda caso Gigio vinceva. Io so di qualcuno che è andato, notizia di primissima mano, non posso fare nomi, di una band che andò a Sanremo con un contratto firmato, con la certificazione che avrebbero vinto. Però, siccome sono tra i numeri 1 della musica italiana, andarono con un pezzo pazzesco. Non faccio nomi. Però Dio delle città, non faccio nomi. Non l'ha detto. Senti, ma quindi stavo cantando. Ma cos'è cambiato adesso? Perché adesso le case discografiche, quelle grosse non ci sono più, quelle medie sì, fanno finta di esistere, che comunque sono sempre quelle, abbiamo visto, mandano loro tutto quanto, se non arrivi naturalmente dalla trasmissione televisiva. Pensa che io sconsiglio ai ragazzi di andare in un'etichetta, di evitare, non perdere tempo. Anche quello. E poi anche quelli che scrivono sono sempre quelli, praticamente. Se tu guardi Sanremo, i nomi sono imbarazzanti. 4-5 nomi sono più o meno sempre quelli. C'è gente che ha trasformato scrivere in un mestiere, però poco poetico, nel senso che hanno capito, io le insegno anche le tecniche di comunicazione e di scrittura, hanno capito cosa funziona con questi ragazzi, queste cose, questi slogan che si ripetono, queste cose, e le fanno tutte a tavolino, tutte sembrate, e vanno tutte bene, quindi c'ha ragione loro per certi aspetti. Poi fra 20 anni diremo: chi cacchio era quello lì? Senti, un'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere, guarda l'orologio. Poi dici, è ora di mangiare. Senti, l'intelligenza artificiale, a proposito, nella musica e non in soltanto, tutto. Perché magari serve anche nella medicina, eccetera. Ma allora, serve ad aiutarti a organizzare il lavoro. Quello che l'intelligenza artificiale fa in 3 minuti, io col mouse e con le mie capacità lo facevo in 3 ore. Quindi a qualche volta capita di usarla, però è piena di imprecisioni. L'intelligenza artificiale ricerca su internet delle risposte. Io ho amici che si affidano a ChatGPT come se fosse un medico o uno psicologo, ma non ha un'intelligenza emotiva, ha un'intelligenza culturale. Ha letto, gli hanno programmato degli algoritmi che secondo certe istruzioni danno alcune risposte, ma non sono quelle vere, sono le più verosimili. Ma se su un certo argomento ci sono 50 siti di fake news che dicono una cosa e lui becca 50 di quelli, 10 degli altri, ti dice anche lui la fake news. Adesso hanno aggiunto una scritta sotto a ChatGPT piccolina in fondo che dice: potrebbe sbagliare, attenzione, potrebbe essere un errore, ci siamo sbagliati, hai preso un farmaco sbagliato e sei morto, scusa, ma io te l'avevo detto. Quindi attenzione a fidarsi troppo di ChatGPT. Sì. E nella musica nella musica c'è sto Suno che fa canzoni fatte finite, io le trovo noiose, tutte fatte bene, tutte, però io dico sempre, in un pezzo si chiama All of My Love delle Zeppelin, nella solo di tastiera c'è un errore, cioè c'è un'acciaccatura. Quel pezzo lì mi sembra stupendo per quel piccolo errore. C'è un pezzo dove Dalla dice al suo batterista di accelerare durante il pezzo. Oggi quella cosa è impensabile. Sì, non prende più neanche fiato. Forse gli insegneranno anche quello, prendere fiato a ChatGPT. Ce ne andiamo, grazie. È stato bellissimo, grazie a te. Fabio Ricci, cosa bisogna scrivere per trovarti? Ho le interviste su Divano, fabioricci.it, mi trovate dappertutto. Tra l'altro venerdì sera sarò al Tamburin di Seregno con Cristiano Godano, il cantante di Marlene Kunz, a presentarlo. Sarà una serata bellissima, la butto lì. Chi è in zona venite, perché lui è molto bravo. E poi prima c'è un gruppo che ti manderò di ragazzi veronesi, si chiamano La Polveriera, che fanno canzoni
con un'attenzione al sociale deliziosa. E Li voglio, li prenoto subito. Fabio Ricci, grazie, buona musica, ciao! Ciao ciao! Ciao!